Montagnana, grandine anche. Pioggia forte, grandine e abbassamento delle temperature nella prima parte della giornata di oggi nella bassa padovana, come vedete dalle immagini di Luca Tecchiato. A Montagnana la situazione più difficile, con grandine e molta acqua caduta in pochissimi minuti, tanto che sono state numerose le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti e difficoltà viarie. La grandine ha causato anche numerosi danni alle coltivazioni che saranno quantificati nei prossimi giorni. Situazione complicata anche a Este Monselice, con numerose chiamate di soccorso ai pompieri per allagamenti dovuti alla grande quantità di pioggia caduta in poco tempo. Poi, in poche ore, la situazione si è risolta. A Saonara, invece, paura per un fulmine che ha colpito una trifamiliare. In casa in quel momento non c'era nessuno. I vicini sono stati spaventati da un botto, dal fumo uscito dall'abitazione e da un principio di incendio. Nessun ferito e danni limitati all'impianto elettrico. Sul posto i vigili del fuoco che hanno rapidamente messo in sicurezza l'abitazione, mentre anche alcune case vicine hanno avuto disagi per i guasti all'impianto elettrico.